Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ormai l'avete visto, la location non è lo studio, ma siamo in esterna, siamo in un palazzo storico straordinario, bellissimo, ormai l'abbiamo detto e ripetuto, vedete l'immagine ora di Piazza delle Erbe, quasi notturna, perché stiamo registrando un'ora prima della messa in onda di questa puntata. Perché siamo qui? Perché vedete già il titolo, il CONI premia gli atleti con le benemerenze sportive. Ovviamente abbiamo avuto molti ospiti, ne avremo degli altri prima di terminare questa trasmissione e ci ha raggiunto, e lo ringrazio, il Presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono. Grazie Presidente di essere qui. Allora iniziamo dall'evento, che è molto bello, in un posto bellissimo, per lo sport che è altrettanto importante. Innanzitutto è una cosa stupenda che questa sera si riescono anche a premiare oltre 120 atleti, sia atleti diciamo di una certa età come atleti giovanissimi. È anche significativo perché lo scorso anno tutto questo non è avvenuto, quindi è una nuova sensazione di ripartenza che noi stiamo ancora una volta che partecipiamo a eventi di questo tipo stiamo cominciando a sentire, perché in fondo anche lo sport è una metafora della ripartenza, è una metafora della qualità della vita. Perché in questo periodo di coronavirus abbiamo scoperto tutti che ci sono altri valori oltre a quelli dell'intraprendere, oltre a quelli del lavoro, che sono appunto la salute, il senso di appartenenza, il patriottismo, eccetera, tutti temi che una volta sembravano in qualche modo messi in secondo piano. Adesso sono messi in primo piano e per noi è importante il fatto che la gente cominci a collegare questi eventi con il fatto che c'è un paese che sta ripartendo, sta cominciando di nuovo a dare il massimo, come soprattutto in una regione come la nostra è sempre avvenuto. Anche rispettando i protocolli nella sala, ci sono oltre 600 sedie, però ci sono metà ovviamente invitati perché non ce n'è più, però già nel vederli, Presidente, è già una bella cosa, no? Perché eravamo abituati a vedere eventi, manifestazioni senza pubblico, ora proprio di ieri la notizia che gli stadi possono, i teatri, i palazzetti al 70-80%, quindi già questo dà almeno l'impressione di ritornare quasi a una certa normalità. Senza dubbio, è anche un proprio, io credo che in questo stiamo verificando in questo momento, sono tutti i segnali di una ripresa forte. Abbiamo la produzione industriale che è cresciuta di oltre il 40% rispetto allo stesso trimestre del 2019, abbiamo l'export che è cresciuto del 60% rispetto allo stesso periodo, abbiamo decine di migliaia di giovani che sono stati assunti in tutto il territorio soltanto della nostra regione. Tutto questo è significativo che ormai questo senso della ripartenza è entrato in ognuno di noi, è entrato in ognuno degli imprenditori che noi rappresentiamo, che in questo momento vogliono effettivamente anche approfittare di questa onda che si sta creando dietro all'RPP, ma anche dietro alla volontà che hanno gli imprenditori di accettare ancora una volta una sfida che è quella della ripartenza. Ecco, siete Presidente, la Camera di Commercio ha un ruolo importante nelle città e ovviamente lo ricordiamo ogni volta, ma così è. Per quanto riguarda lo sport, la Camera di Commercio come si inserisce per dare una mano allo sport, per i ragazzi di base, per ovviamente le attività sportive e anche ovviamente per gli stadi, i palazzetti, quelli di periferia, se può dare una mano in questo senso? Dunque, io ricordo sempre che la Camera di Commercio, pur essendo un ente pubblico, gestisce soldi di privati. I soldi sono quelli delle imprese che pagano il diritto camerale e quindi noi dobbiamo investire questi soldi non soltanto per la gestione del nostro ente, che è molto limitata, ma dobbiamo investirli in iniziative che in qualche modo abbiano una ricaduta sul mondo delle imprese. Quindi tutto quello che noi facciamo anche nei confronti dello sport lo facciamo solo se c'è una ricaduta di questo tipo. E in questo senso lavoriamo molto sugli accordi fra enti pubblici, per esempio d'accordo con il Comune, noi facciamo un accordo di programma all'interno del quale noi destiniamo delle somme che poi il Comune stesso dedica ad attività che sono attinenti anche allo sport. Adesso per esempio abbiamo dato anche... Se lo avvicino un attimino al microfono, grazie Presidente. Adesso per esempio anche in questo momento abbiamo dato un supporto attraverso la nostra Venice Promex, che è la società per l'internazionalizzazione delle imprese, abbiamo dato un supporto alla Padova Marathon proprio in questi giorni, sto parlando di domenica scorsa, anche in questo senso proprio sostenendo
un'attività come quella che non solo richiama moltissime persone per la nostra città, ma soprattutto è un grande stimolo per i giovani che vogliono dedicarsi allo sport. Concludo ritornando a quello che c'è all'interno, qualcosa di bellissimo nella sala, tutti gli atleti premiati, insomma credo sia un bel evento. Assolutamente sì, io credo che in questo momento per la città sia, anche dopo un successo come è stato il Padova Marathon, un'iniziativa anche di questo tipo sia sempre un modo di sottolineare questa attenzione verso lo sport, verso il paese, verso il mondo delle imprese e anche verso la ripartenza. Grazie Presidente Antonio Santocono, sempre un piacere, poi lei è sempre disponibile, la cosa mi fa davvero onore. Grazie Presidente Santocono, ci ha raggiunto il Francesco Gugliatti, che è stato Presidente regionale Veneto per l'atletica leggera, giusto, poi è stato ex CT della Nazionale di Atletica ed è attuale Presidente di Cuspado. Chi più ne ha più ne metta, partiamo da qui. Sì. Come va? Intanto iniziamo, io parto tutti, visto che siamo in questa location, dall'evento, dall'interno del Palazzo della Ragione, con tutte le personalità che ci sono, tutti gli atleti, credo sia qualcosa davvero di molto bello. Beh, insomma, questo salone è la storia di Padova, io sono padovano e quindi... Padovano Doc. Sì, sono nato in Corso Vittorio Emanuele, proprio che è doc, dietro il Prato della Valle, quindi sono proprio padovano. E sì, insomma, è un simbolo di questa città, un simbolo importante, un simbolo che ci riporta a Padova, ma ci riporta oggi nel mondo dello sport, perché questo simbolo è diventato per questa serata la casa dello sport veneto, che quindi è molto importante. Francesco, senta, finalmente in presenza un po' di gente, eravamo abituati fino a poco tempo fa ovviamente di vedere tutto deserto, questo evento l'anno scorso non si è potuto per via del Covid, insomma sembrerebbe, uso sempre il condizionale, che si possa ritornare a una certa normalità e questo per lo sport non può fare altro che bene. No, certamente, guardi, io da Presidente della Federazione di Atletica regionale le posso dire che in questi giorni, l'abbiamo visto domenica a Padova con la mezza maratona e con tutte le stracittadine, la 10 km che è stata fatta, ma io lo vedo ormai tutte le settimane nei campi, nelle piste di atletica. Per fortuna i nostri ragazzi comunque hanno continuato a fare l'attività, essendo uno sport all'aperto magari è stato più agevolato rispetto agli altri, ma i nostri campi di atletica sono pieni di ragazzi, di ragazze che hanno voglia di fare lo sport. Siamo anche, devo dire la verità, stati fortunati, perché essendo uno degli sport che poteva essere fatto all'aperto, abbiamo avuto anche un ritorno sotto il punto di vista delle iscrizioni molto maggiore rispetto al passato, proprio perché hanno scelto di fare atletica, perché si sta all'aperto, non c'erano problematiche legate al Covid, al chiuso, alle palestre. Mi spiace per gli altri sport naturalmente, però per noi è stato importante, perché anche le nostre società stanno vivendo un momento importante che spero poi siamo così bravi da poter sfruttare nel futuro. Senta Presidente, non posso non fare la domanda, dopo verrà anche il Presidente del CONI nazionale Malagò qui in questo angolino, per chiederle, avrebbe mai pensato che un italiano diventasse l'uomo più veloce del mondo? Visto che lei è stato ovviamente anche CT della Nazionale di Atletica. Io devo dire che l'ultimo anno del mio incarico come direttore tecnico della federazione, io sono andato a trovare Jacobs, era ancora un under 20, quindi aveva 20 anni, sono andato a trovarlo a Desenzano, dove lui abitava e si allenava, perché avevo sentito parlare di questo ragazzo. Io devo dire che avevo visto in lui delle qualità decisamente molto forti, delle caratteristiche di grande atleta, tant'è che la mia battuta è: questo sicuramente, perché in quel periodo faceva salto in lungo, questo sicuramente è meglio di Andrew Wow dal punto di vista potenziale. Ma pensava raggiungesse quel questa è sicuramente qualcosa in più di quello che effettivamente io pensavo. Faccio una battuta. 3-4 anni fa è venuto a trovarmi nei miei studi, allora con le Fiamme Oro di Padova, una trasmissione sportiva, e è venuto anche lui tra tutti gli atleti, era ovviamente con molti atleti ospite nella mia trasmissione, e intervistando io gli feci una battuta, perché lui faceva il salto in lungo e preferiva il salto in lungo. Gli ho fatto: quali due preferisci? Preferiva il salto in lungo. Perché lui è nato da saltatore in lungo, ha cominciato poi una serie di situazioni che gli hanno procurato gli infortuni, l'hanno in qualche modo spostato verso la velocità, e questo gli ha dato modo di sfruttare le sue potenzialità anche in quest'ambito. Insomma, lui ha delle grandi caratteristiche e insomma le ha sapute sfruttare bene.
Stiamo vedendo tra l'altro proprio in diretta all'interno della sala ovviamente le varie premiazioni e le benemerenze che il CONI sta ovviamente dando ai vari atleti e alle varie ospitalità. È bello vedere che questa cosa qui. Assolutamente sì, perché poi buonasera Presidente. Eccolo che sì. Stanno facendo la passerella a tutti i nostri migliori rappresentanti dello sport veneto, dagli atleti ai dirigenti ai tecnici, e questa è una cosa che a noi scalda il cuore, come penso a tutto lo sport della nostra regione. La ringrazio perché ho l'onore di avere l'ospite graditissimo, il presidente del CONI Giovanni Malagò. Grazie di essere con noi. Mi ha detto che quando ha visto il Palazzo della Ragione è rimasto allibito dalla bellezza del palazzo. Buonasera, lo conosco, ci sono venuto diverse volte, ma sono quelle situazioni che ogni volta che torni dici Madonna mia, ma che cosa hanno fatto? Ma com'è possibile? Uno rimane folgorato, veramente. Senta, mi dica una cosa, faccio una chiacchierata informale così. Cosa si prova a essere presidente dell'uomo più veloce del mondo, dell'uomo che salta più in alto del mondo, dei ciclisti che corrono e sono campioni e fanno il record del mondo, di tutto quello che abbiamo fatto? Credo che lei abbia avuto delle soddisfazioni quest'anno ricordando la nazionale di calcio, ricordando la nazionale di pallavolo femminile e maschile. Insomma, quest'anno è stato un anno davvero, credo per lei presidente, qualcosa di incredibile, di affascinante, di bello, chi più ne ha più ne metta. Ma sicuramente uno deve ringraziare, perché c'è una componente comunque del destino che è importante. Penso che gli siamo andati incontro a tutto questo, nel senso che ci siamo messi in condizione che potesse succedere. Poi magari la gara poteva non essere qualcuna dove abbiamo vinto l'oro anche inaspettatamente, dove magari ne abbiamo persa qualcuna. C'è un lavoro di costruzione, federazioni, tecnici, atleti. L'ho detto in partenza, mi ero esposto, avremmo fatto bene, c'erano i presupposti, la preparazione olimpica è sempre stata estremamente aggiornata. Poi in epoca di Covid ho sostenuto ne vedremo delle belle e questo è quello che è successo, siamo molto felici. Però non è finita, non è finita la stagione. In che senso mi racconti un po'? No, perché lo scorso fine settimana abbiamo vinto altri 2 mondiali assoluti con Ganna e con la Balsamo. E abbiamo diverse altre discipline, abbiamo ancora i mondiali. Io gli dico che la stagione non è finita, abbia fede. No, ma ne ho, io guardi, sono felicissimo, poi ha reso felice molti italiani perché nessuno mai avrebbe pensato che lei diventasse il presidente dell'uomo più veloce del mondo, perché ovviamente i 100 metri è la regina delle discipline per quanto riguarda l'atletica e credo davvero che abbia reso soddisfazioni al mondo intero. Senta Presidente, volevo fare una domanda, secondo lei la politica, vado un attimo, visto il successo dello sport, visto lo sport di base, dà una mano importante sotto un aspetto economico o potrebbe fare qualcosina di più? Anticipo questo, le dico, e lo porto sempre in esempio nelle mie trasmissioni, Presidente, perché noi siamo lo sport che è lo sport di base, lo sport popolare, il calcio, e non abbiamo uno stadio di calcio dedicato alla nazionale. Non le sembra un po' un paradosso questo rispetto a altre nazioni? Ecco, queste medaglie, questo successo che lei sta ottenendo, può migliorare anche questo sotto un aspetto politico, sportivo? Ma guardi, le rispondo subito. Io proprio non mi posso lamentare di come è stato trattato lo sport in epoca pre-Covid sotto il profilo economico. Devo dire che anzi è un elemento estremamente favorevole di quella che insomma, è stata definita la riforma del nostro mondo, è stata l'integrazione rispetto ai fondi che già esistevano per dare diciamo, elementi aggiuntivi per fare attività. Dove invece la protesta, la lamentela è stata fortissima e sono su quelle dinamiche normative e legislative che hanno accompagnato quella riforma, che hanno complicato in un modo pazzesco la vita di chi opera. Per ciò che riguarda il Covid è chiaro che anche quelle risorse che erano molto importanti, ma lì siamo in una situazione di straordinarietà, ha fatto saltare tutti i valori, gli equilibri. Le nostre società, le ASD e le SSD che compongono il tutto, non una parte, proprio sono la qualunque cosa del nostro mondo, soprattutto certe discipline, certe attività indoor, sport di squadra e quant'altro
sono in grande difficoltà per quello che è successo nei passati 18 mesi. Senta, il futuro del CONI come sarà secondo lei, Presidente? Lei è un futuro secondo me importante, ma molto più complicato. E quindi non è detto. In che senso è complicato, Presidente? Ma perché le regole del gioco, nel momento esatto in cui praticamente uno è tornato a essere un ente pubblico, punto, con tutto il prestigio, ma anche con la complicazione di gestirlo, insomma, credo che non serva che io debba raccontare se oggi tu sei un soggetto pubblico, ente, che lo eri già prima, ma non hai una società di servizio accanto per fare l'attività. Prima che ti occupi di sport passi l'80-90% della tua vita a occuparti dei pezzi di carta e della burocrazia. Che purtroppo è quella... Ma che nello sport è ancora più una tragedia degli altri settori della vita. Senta, Presidente, 8 anni Presidente del CONI, ne avrà ancora molti. Avrebbe pensato all'inizio di questa sua ovviamente carica di averla così lunga con tutti questi successi? Io mi ricordo quando lei ha avuto è stato nominato la prima volta Presidente, ha festeggiato in una maniera molto entusiasmante, l'ho visto nelle televisioni. Ecco, è stato ripagato da tutti i sacrifici, da tutto quello che sta facendo per lo sport italiano? Assolutamente sì. E quindi è stato contento di quello che ha avuto e che ha dato? Ma guardi, ho un ruolo e anche un lavoro, ma io lo faccio con uno spirito totalmente volontaristico, pur anche se onestamente ci sono dei momenti che sono fisicamente stanco, mi sento proprio con le energie ridotte al minimo. Io sono sempre felice, mi sveglio la mattina e penso allo sport. Che è una cosa fantastica. L'ultima poi la concedo e la ringrazio. Senta, abbiamo vinto tante medaglie quest'anno. Iniziamo da Berrettini che ha dato in finale a Wimbledon. Tutte le medaglie, ha citato il ciclismo, la chilometro lanciata, ha citato, abbiamo vinto il pallavolo femminile, la pallavolo maschile, tutte le medaglie olimpiadi. Qual è quella che lei personalmente è rimasto più soddisfatto? Ce n'è, non mi dica tutte, una così che l'ha gratificato più delle altre. Non gliene dico né tutte, ma neanche una, gliene dico due. Le due squadre, il quartetto del ciclismo e la staffetta dell'atletica. Vede, sono 206 paesi nel mondo, sono tutti rappresentati, anche qualcheduno non è uno Stato, ha un comitato olimpico. Una piccola isola di un atollo del Pacifico, piuttosto, non so, fai conto, il Kosovo che è stato riconosciuto. Bene. Tutti possono avere un singolo soggetto che magari per madre natura, per la fortuna, per il destino può vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi perché è quel giorno è destinato e perché ha dei mezzi straordinari, ma la squadra non può succedere, è impossibile. Allora quando tu vinci il quartetto nel ciclismo, nell'indoor e vinci la 4%, vuol dire che c'hai, anzi non solo 4 ma altre 2 riserve e tutte e 2 le abbiamo vinte, nel ciclismo e nell'atletica, tutte e 2 non da favoriti e in rimonta per niente. Per un millesimo. Capisce la gioia. La gioia che sicuramente ha fatto. Senti Presidente, la ringrazio 2 volte perché lei è un Presidente che è vicino anche alla comunicazione delle televisioni. Ieri sera tra l'altro era a porta e l'ho visto. È vicino anche alle televisioni locali perché è già intervenuto nella mia trasmissione, è intervenuto in questa trasmissione. Io lo devo ringraziare perché è sicuramente una bella pubblicità per lo sport anche della nostra regione, quindi la ringrazio davvero di cuore. Grazie a voi del servizio che fate, continuate a occuparvi di sport locale che ce n'è molto bisogno. Grazie. Lo faremo sicuramente. Sindaco. E ci ha raggiunto il Sindaco, grazie Sindaco Sergio Giordani. Insomma, cominciamo dal Presidente Malavò, averlo qui è sempre un altro tassello di quello che lei sta facendo per questa città. Le finisco perché sta facendo, concede poi questo palazzo per lo sport regionale, tasselli su tasselli, una serata davvero straordinaria. È un piacere avere Giovanni Malagò qui, è un amico, l'ho sempre sostenuto ed è un bravissimo Presidente. Poi è un onore ospitare i CONI e premiare tutti questi atleti, sono 121 stasera, un numero impressionante, perché il Veneto, il Padova alimenta veramente lo sport a livello nazionale, sia a livello nazionale professionistico ma anche il volontariato, tutte piccole società, abbiamo tantissime società a Padova e nel Veneto, e cosa che sono molto orgoglioso perché fare sport vuol dire salute, vuol dire inclusività, vuol dire socialità, vuol dire veramente tante cose, per cui è un onore ospitare al Palazzo della Ragione i CONI e tutti questi atleti. Ecco, poi Presidente, una città che ha fatto l'anno scorso la città del volontariato. Sono in sindaco, ho cambiato. Perché?
Presidente. Ho detto Presidente? Sì. Sbaglio, chiedo scusa, dico sempre Presidente perché è stato, per chi non sapesse che ovviamente sia sto scherzando. chiedo scusa, però ha ragione Sindaco, e dunque però non ci riesco, davvero faccio fatica, però è più importante il Sindaco che il Presidente sicuramente. Allora Sindaco, Padova è stata città del volontariato, sarà città dello sport e quindi già questa sera possiamo anticipare proprio un altro bel evento che accadrà a Padova, è una città importante. Ecco, il Comune e l'amministrazione investe nello sport di questa città? Noi investiamo veramente cifre importanti, ovviamente perché specialmente nello sport di base, perché è importante far sì che la gente pensi allo sport in maniera anche sociale, e questo è un aspetto molto importante. Ovviamente pensiamo anche all'aspetto professionistico, ricordo che abbiamo ristrutturato completamente con Bacchini, stiamo ampliando lo stadio per quanto riguarda, ovviamente con fondi statali, e sarà pronto penso a novembre di quest'anno, e avremo 3.200 posti nuovi vicino alla squadra per incentivare e aiutare. Vi garantisco che è importante che il pubblico... Che poi sta giocando adesso il Padova, insomma. Esattamente. Vi garantisco che è importante che il pubblico sia vicino alla squadra, perché dà forza, dà calore. Come dicevano una volta la Piane, è un punto in più. Sono convinto che è così. Ecco, senti, ci ritorno perché è davvero bello, noi siamo all'esterno del Palazzo della Ragione, alla nostra sinistra stanno premiando ovviamente tutti gli atleti e ovviamente passano le macchine, qui abbiamo la piazza, l'abbiamo già vista prima la regia inquadrata, ovviamente stiamo vedendo ovviamente le premiazioni che stanno svolgendo all'interno del Palazzo della Ragione, è tanto bella Padova, Sindaco, io devo dire, perché ho capito, lei lo dice sempre, però guardate, stiamo vedendo delle immagini in notturna e quindi davvero è qualcosa di straordinario. Mi invita a cena, sto dicendo così, io adoro questa città qua perché è veramente bella, ma anche Malagò, Giovanni mi diceva prima, ho fatto 2 passi prima di venire qua, che città che hai, veramente io sono fiero di questa città, non solo perché è bellissima, perché è inclusiva, perché c'è pace, c'è tranquillità, il cittadino padovano, ma padovani, quando parlo di Padova parlo tutta la provincia ovviamente, è un cittadino che ama il prossimo, che aiuta il prossimo. Siamo stati capitali del volontariato in un momento disastroso che deve ancora finire, però io sono ottimista e penso che finirà poco con le vaccinazioni. Però io ricordo nel periodo del lockdown, quando c'erano 2000 persone, 2000 padovani che aiutavano gli altri, portavano medicine, portavano aiuto, portavano gente ammalata, veramente una città splendida, non solo sotto l'aspetto estetico, perché ricordo che siamo capitali UNESCO, per cui è un gioiellino sotto gli aspetti, ma anche perché sotto l'aspetto sociale è una città importante che pensa agli altri, e di questo sono molto fiero. Ecco, aggiungiamo tutto quello che hai detto di bello, che finalmente cominciamo a vedere le sale piene, gli stadi cominciano ad avere la gente, insomma si comincia, sembrerebbe, usiamo un condizionale, che stiamo tornando alla normalità, mettiamola così, con tutte le precauzioni del caso. Bisogna stare ovviamente attenti, indossare mascherine, distanza di sicurezza, igiene, però con i vaccini, facendo i vaccini sono convinto, poi ognuno pensa come vuole, però io sono convinto, basta vedere la curva dei decessi, si è praticamente azzerata, sono convinto che ne usciremo, stando tutti assieme. Io penso che fare i vaccini sia determinante, penso che la terza dose sia fondamentale, non faccio il medico, però ascolto i medici, gli scienziati, e io convengo su questa soluzione. Purtroppo molte persone non condividono questa opinione, però io sono per i vaccini, sono per ascoltare i medici, sono per ascoltare i scienziati. Bene, la ringrazio, grazie Sindaco. Mi scusi se qualche volta la chiamo Presidente, mi perdoni, perché ormai io stavo scherzando. Ci conosciamo da molto tempo, Presidente e Sindaco, anche se il Sindaco ovviamente è più importante. È stato un bellissimo periodo della mia vita. Però è più bello il Sindaco. Sì, però anche fare il Presidente del Calcio Padova è stato un onore. È stato molto bene. La rilascio alle premiazioni, noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.